piccola frazione di Sant'Ambrogio di Valpolicella, appollaiato su una collina tra pregiati vigneti ed oliveti, sorge in una posizione che le ha fatto meritare un soprannome particolare, Ingannapoltron. Il borgo, infatti, si trova su un'altura che un tempo era raggiungibile solo con un cammino lungo e faticoso, nonostante dal basso sembri sempre molto vicino. Dal Belvedere nella piazza centrale si ha una vista che spazia dal centro vivace di Verona alla Valpolicella orientale, dalla pianura veronese agli Appennini tosco-emiliani fino al Garda. Cuore del borgo, interamente costruito con pietra bianca calcarea del luogo, è la Pieve Longobardo-Romanica, una delle chiese più antiche del veronese, intorno alla quale si snoda tutto il paese, con le sue case in pietra e le sue strette corti, contesto perfetto per una rievocazione storica tradizionale come la festa delle Fae. Insieme alla meravigliosa pieve da non perdere sono anche il chiostro e la sala capitolare, accanto l'Antiquarium, un piccolo museo archeologico che documenta con i suoi reperti la presenza umana qui in Valpolicella già a partire dall'età del bronzo. Ci troviamo a San Giorgio di Valpolicella, uno dei borghi più belli d'Italia dal 2015. È un posto particolare, visitabile da tutti, quindi famiglie, adulti, appassionati di natura, di storia, di cultura, di archeologia. E questo vi dà già il senso di quanto questo paese, piccolo borgo, insomma, possa raccontare di se stesso, ma anche della storia della Valpolicella. Il borgo è molto piccolo, è disposto su un crinale, quindi una linea come di edifici, una da una parte e una dall'altra, una che guarda est e una che guarda ovest, e che ha il suo centro nella pieve longobardo-romanica del VII-XII secolo, con annesso un chiostro e una sala del collegio e un antiquarium, che non è altro che un piccolo museo alla fine, dove uno può in 4 piccole stanze percorrere la storia di San Giorgio, ma anche dei territori limitrofi dal punto di vista archeologico. Se uno poi ha qualche momento in più può andare a visitare la pieve, come si diceva, che è molto caratteristica perché nella sua struttura di pietra calcarea chiara mantiene comunque l'identità di un luogo, la pulizia architettonica di una struttura che effettivamente ha fatto la differenza. Le pievi in Valpolicella erano 3, quindi questa era una di quelle e guardava verso occidente, diciamo. E la struttura è una struttura pulita, piacevole, mette pace, proprio per la sua semplicità. Il chiostro è aggiunto nel 1200 insieme alla torre campanaria, poi danno delle accortezze architettoniche, artistiche, che rendono molto piacevole e molto dolce anche questo ambiente. San Giorgio vi aspetta in tutte le stagioni perché è un luogo dove si può stare sempre. Potete venire per rilassarvi un'ora o per fare un'escursione a piedi o in bici. Potete venire per visitare la pieve e il chiostro oppure per passare delle ore piacevoli con gli amici e con la famiglia. Ci troviamo in Valpolicella Classica, territorio da sempre vocato alla viticoltura e di conseguenza alla produzione del vino. In questo territorio si coltivano principalmente 4 varietà d'uva, tutte e 4 autoctone, quindi originarie di queste colline, ovvero Corvina, Corvinone, Molinara e Rondinella. Queste 4 varietà d'uva vengono sempre utilizzate insieme per poi produrre quelli che sono i vini tipici di queste colline, ossia il Valpolicella Classico, il Valpolicella Classico Superiore, il Valpolicella Ripasso, Classico Superiore, l'Amarone e il Recioto della Valpolicella. Sono vini molto diversi tra di loro, chiaramente tutti vini rossi fermi, proprio per i vitigni che utilizziamo. Quella produzione vinicola del territorio si basa appunto sull'utilizzo di queste 4 varietà che danno origine a vini molto diversi tra di loro,
partendo da un vino molto fresco, qual è il Valpolicella classico, prodotto utilizzando uve fresche, quindi senza l'utilizzo dell'appassimento, della tecnica dell'appassimento, fino ad arrivare a vini molto più strutturati, chiaramente anche più longevi, come l'Amarone della Valpolicella. Tutti questi vini, soprattutto l'Amarone della Valpolicella, che è un nome ormai conosciuto a livello mondiale, hanno fatto sì che la Valpolicella crescesse anche a livello enoturistico, perciò anche qui in cantina riceviamo ogni anno visitatori da tutte le parti del mondo, e il nostro compito, oltre chiaramente alla produzione del vino, è quello di accompagnare queste persone, guidarle e far scoprire loro quello che è la nostra produzione d'eccellenza, insomma. Perciò vi invitiamo a venire a trovarci qui in Valpolicella per scoprire quello che è il nostro territorio, la nostra produzione, i nostri vini, chiaramente. La Locanda 800 nasce da un'idea di Gianfranco Lampini, produttore dell'azienda agricola Vigni 800. Abbiamo aperto il ristorante e siamo situati nel cuore della Valpolicella classico. L'abbinamento Locanda 800 e Vigni 800 è nata per puro caso ed è stato alla fine un bel connubio dove riusciamo ad avere due realtà nello stesso ambito. Quindi un ristorante che propone sia piatti tipici della Valpolicella che piatti di pesce di mare, e un'azienda agricola di qualità che produce i vini classici del territorio. Piatto tipico della Valpolicella è il risotto all'amarone. Allora, innanzitutto c'è da dire che usiamo il riso vialone nano o carnaroli, che sono le due tipicità prodotte a Isola della Scala, che è nella Bassa Veronese, famosa appunto per il riso, per il risotto. E noi l'abbiamo abbinato, in Valpolicella si abbina all'Amarone, che è il vino più, diciamo, conosciuto, più famoso al mondo, dove il contrasto tra l'amaro del vino, il dolce del risotto, si ha un connubio che è alla fine un risotto molto, come si può dire, di corposità, ma anche molto gustoso, un piatto molto significativo. Ringraziandovi, vi aspettiamo calorosamente alla Locanda 800. Ciao a tutti, io sono Monica, lavoro per la Strada del Vino Valpolicella, l'ente di promozione turistica della Valpolicella. Come avete visto in questi filmati, la Valpolicella propone vari tipi di esperienze, come esperienze culturali. Avete visto la pieve di San Giorgio, c'è la possibilità di fare camminate, escursioni sia a piedi che in bicicletta, o anche escursioni a cavallo. Quindi quello che vi proponiamo è un'esperienza a 360 gradi. Avete visto anche che l'enoturismo ne fa la padrone qui in Valpolicella, quindi abbiamo parlato di vini e anche di cibo. E quello che vi propongo io è un evento un pochettino particolare, un evento che organizziamo noi della Strada del Vino la seconda domenica di ottobre. È una cantina aperte. Avremo delle cantine aperte durante tutta la domenica, dove potrete venire, degustare i vini della Valpolicella, abbinate dei piatti tipici, e la particolarità è che ci saranno anche degli artisti locali che esporranno le loro opere. Una cosa carina è che potete capire, visitando le varie cantine, le differenze che ci sono tra i vari vini, anche se sono sempre vini della Valpolicella, a seconda delle cantine e delle vallate della Valpolicella. Quindi quello che vi invito a fare è venire qui da noi a trovarci. Se riuscite anche la seconda domenica di ottobre, può essere un'esperienza unica e irripetibile. Soave è il suo territorio, conosciuto per il suo castello medioevale, la cinta muraria, le sue dolci colline, i suoi soave vini e il garbo della gente veneta. Soave è posto a 20 km da Verona, 30 km da Vicenza. Oltre il piacere di visitare le sue bellezze storiche, il territorio del Soave offre bellissime passeggiate tra vigneti in tutte le stagioni. Colline che toccano i 300 metri, con viste su tutta la pianura padana. Soave, credo che nessun paese abbia nel suo nome tanta soavità come Soave. È il suo divin vino, prodotto con uva garganega e trebbiano di Soave, abbinato ovviamente alle specialità locali. La zona di Soave si presta molto alla mountain bike, infatti qua abbiamo moltissimi percorsi anche tecnici
e di difficoltà sia superiore che anche fattibile a tutti. Infatti qua la zona è come fossero delle dita, ogni dita ha un crinale e tra un crinale e l'altro la valle si presta molto per la mountain bike. Ci sono vigneti, boschi e tanto altro, anche dei piccoli guadi in alcuni posti. È adatto sia alle famiglie che anche ai ciclisti di esperienza. Naturalmente vi invitiamo a venire qua in bici per vedere questo territorio meraviglioso e ad assaporarlo assieme a noi. Soave. Parlare di vino è facile, dire vino soave. Ma dove nasce questo vino soave? Nasce su queste bellissime, dolcissime colline del territorio dell'est veronese. Un giardino vitato possiamo chiamarlo, perché direi che il 90% è coperto da viti. Da viti che una volta tradizionalmente c'era la pergola. Ora è entrata la mercatizzazione, andiamo anche con le spalliere, iniziano le spalliere per fare questo meraviglioso, produrre questa stupenda uva garganica dorata che dà poi origine al soave. Si parla di un territorio grande, conosciuto in tutto il mondo, perché questa etichetta con il nome soave, che piace per la brevità del nome, è un vino veramente a tutto pasto, diciamo, per ogni consumatore di ottimo vino. Avete visto le vigne, avete visto dove viene prodotta quest'uva, andiamo a vedere dove vinificano queste uve per produrre questo meraviglioso vino. Ci troviamo nella cantina Rocca Sveva. In questo momento siamo proprio sotto al monte su cui sorge il castello medievale di Soave. Infatti la cantina è stata scavata nella roccia a partire da un rifugio antiaereo della Seconda Guerra Mondiale. Qui è dove Cantina di Soave produce i suoi vini di eccellenza, una piccola, ricercatissima selezione di vini della tradizione veronese. La filosofia di Rocca Sveva è il vino come esperienza e le esperienze vanno vissute, meglio ancora vanno condivise. È per questo che qui ospitiamo ogni anno migliaia di visitatori da tutto il mondo che vengono per conoscere il territorio e i vini che qui si producono e per conoscerli proprio dove nascono, quindi in cantina. Lo fanno prendendo parte ai nostri eventi, alle attività che hanno sempre come filo conduttore il vino, a partire dalle degustazioni classiche in cantina, ma per proseguire anche con degustazioni più articolate, come ad esempio quelle enogastronomiche, con l'abbinamento cibo-vino, o le nostre degustazioni all'aria aperta, quindi ad esempio i picnic, le degustazioni nel nostro parco botanico, oppure gli aperitivi nel vigneto panoramico, le cene in vigna ad esempio. Rocca Sveva, come dicevo, fa parte del gruppo Cantina di Soave. Cantina di Soave è una importante cantina cooperativa di questo territorio che ha più di 120 anni di storia. Oggi fanno parte della Cantina di Soave più di 2000 viticoltori che coltivano 6.400 ettari di vigneto. 2000 viticoltori vuol dire 2000 famiglie, vuol dire in sostanza un'intera comunità che lavora e si impegna per un obiettivo comune che è nello specifico la valorizzazione delle grandi denominazioni del territorio veronese. Cantina di Soave è stata fondata nel 1898 da un piccolo gruppo di viticoltori di Soave che si sono uniti per cercare di massimizzare il profitto e quindi è nata con una precisa finalità economica ma con un profondo risvolto sociale e anche un grande legame con il territorio. E la cosa interessante è che oggi, a distanza di più di 120 anni, la sua natura, la sua essenza è ancora quella.
Quindi non mi resta che invitarvi di cuore a venire a trovarci per assaporare le nostre produzioni e per visitare la nostra cantina. Qui siamo a Corte Tamellini, che è un'antica corte rurale, siamo sulle colline del Soave. Noi diamo servizio di ospitalità perché siamo in un contesto di vigneti e dove abbiamo un sacco di prodotti, in primis il Soave, che penso che conoscano tutti. Il patrimonio che abbiamo da queste parti è immenso, dall'enogastronomia alle opere d'arte, ai paesaggi, alla cultura e quant'altro. È una cosa che ci riconoscono tutti e quindi venite a visitare i nostri territori perché Soave è un unicum, ma poi abbiamo altre zone del Veneto che ci sono riconosciute, quindi venite in Veneto, venite a Soave. Sono Marco Masconale, sono titolare insieme con mio figlio Luca del prosciuttificio Soave, che ha cominciato l'attività proprio specifica come prosciuttificio dal 1982 e raccogliamo una tradizione di famiglia perché era cominciata con il nonno Piero e poi con mio papà Carmelo, che avevano un negozio di salumeria e producevano tutti gli insaccati, compreso il prosciutto crudo. Noi abbiamo ampliato questa attività, produciamo prosciutti crudi, culate dello speck, una pancetta affumicata da maiali nazionali, e il lardo secondo la ricetta appunto del nonno Piero, che è quella, la nostra tradizione, diciamo, il prodotto che rispecchia proprio la ricetta esatta del nonno. Noi facciamo tutto il processo di stagionatura a partire dalla salatura, poi l'essiccazione al freddo, perché dobbiamo permettere al sale di espandersi in tutto il pezzo di carne che abbiamo in lavorazione, e la disidratazione, che è quello che ci permette, insieme al sale, che è un conservante naturale, di ottenere un prodotto di qualità. Per questo la nostra è una lavorazione artigianale, cerchiamo di ottenere dei prodotti di altissima qualità e vi invitiamo nel territorio del Soave, appunto, che oltre a assaggiare il vino potete degustare anche i nostri prodotti. Siamo nel cortile più importante del castello medievale di Soave. È un fortilizio veramente molto importante per Soave, ma soprattutto anche per l'intero territorio dell'est veronese. Le mura misurano oggi 2200 metri, sono 24 torri e diciamo che l'intera cinta muraria è integra e senza falle.
Il castello di Soave, a differenza di tante altre realtà di città murate del Veneto, si differenzia proprio per un fatto. Soave è sempre stato considerato come quella che oggi potremmo definire una grande caserma dove c'era una guarnigione che doveva difendere la città di Verona da quelle che potevano essere eventuali invasioni provenienti da est. Il castello e il paese sono stati oggetto di tantissime battaglie e diciamo che con la fine della dinastia degli Scaligeri è passato di mano veramente molte volte, fino ad arrivare poi a essere proprietà, diciamo così, della Repubblica Serenissima, che anche questo è stato un ulteriore periodo molto importante. Ecco, diciamo che questo ambiente, insieme alla valenza anche turistica, hanno consentito a Soave di potersi fregiare negli ultimi 20 anni di due importanti riconoscimenti. Abbiamo un primo riconoscimento che è la bandiera arancione del Touring Club Italiano, un altro importante riconoscimento voluto dal Consorzio di tutela del vino bianco Soave della Strada del Vino è il riconoscimento che ha ricevuto Soave per ciò che riguarda il paesaggio rurale di interesse storico. Alla luce di quanto vi ho raccontato in questo mio breve intervento, l'invito è a venire a vedere tutto quello che vi ho elencato, venirlo a vedere, quindi venire a vedere il castello, venire a vedere i monumenti, venire a vedere le chiese, venire a vedere i vigneti, fare visita presso le aziende agricole e fermarsi nei locali, nei bar, per poter degustare il vino bianco Soave, magari con un buon bicchiere di Recioto. Montagnana, città murata, bandiera arancione del Touring Club Italiano, fa parte dei Borghi d'Italia. Ha una cinta muraria di 2 chilometri. Nel 1242 Ezzelino III di Romano incendiò la città e la fece ricostruire con mura più importanti unitamente al castello di San Zeno. Con un largo fossato all'esterno delle mura, largo dai 20 ai 40 metri, per rendere l'accesso al paese più impervio. All'esterno del castello si può ammirare Villa Pisani, costruita a metà del 1500 dal Palladio. Per ammirare Montagnana e non solo, si può salire sul mastio di Ezzelino. Il castello oggi accoglie l'ufficio turistico e il museo civico. Interessante e bello visitare anche il Duomo, altri palazzi e la grande piazza centrale. Montagnana è conosciuta anche per il prosciutto crudo Berico Euganeo. A 10 km da Montagnana si trova anche il castello di Bevilacqua. Montagnana è uno dei borghi più belli d'Italia e non solo, è anche bandiera arancione del Touring. È davvero un'eccellenza del Veneto e questa sua grande particolarità e questo suo grande fascino può essere veramente dimostrato dalle sue mura. La cortina muraria medievale risale all'epoca del Medioevo ed è una delle cortine murarie meglio conservate dell'intero Veneto. L'intera circonferenza è di circa 2 chilometri, con 24 torri di appostamento, il castello di San Zeno con il mastio di Ezzelino, la torre più alta e più antica di tutto quanto il complesso, che arriva fino a 40 metri di altezza, e per finire la Rocca degli Alberi. Tra le grandi particolarità di Montagnana storiche e culturali, come non citare ad esempio Villa Pisani di Palladio, patrimonio UNESCO risalente alla metà del 1500, ma anche il Duomo di Montagnana, il Duomo di Santa Maria Assunta, con all'interno la pala d'altare del Veronese e 2 affreschi attribuiti a Giorgione. La chiesa di San Francesco a ridosso delle mura sul lato sud, con un bellissimo organo del Callido del Settecento, ma anche la pala d'altare di Palma il Giovane e affreschi del 1400. Vi invitiamo a visitare Montagnana, a venire qui a vedere le bellezze del territorio e anche ad assaggiare il famoso prosciutto di Montagnana.